Scrivi Forza Napoli lettera per lettera nei commenti, se ci riuscirai senza essere interrotto ti lascio tanti bei cuori rossi. Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Superalla, siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi, sesto episodio della carriera allenatore con il Napoli. Ci stiamo divertendo, però questo, ragazzi, ve lo anticipo, sarà un episodio molto diverso e difficile rispetto al solito. Ho tiltato, non sono abituato. Vedrete durante l'episodio un bel like, una bella iscrizione al canale, supportatemi, commentate e vi lascio all'episodio. Buona visione. Ci eravamo lasciati con questo big match Napoli-Milan, c'è la conferenza prepartita ma imposta in arrivo. Ci è arrivata una mail riguardante un possibile incarico come CT della nazionale. Come pensare, i nazionali tendono a cambiare spesso tecnico, sono alla costante ricerca di un allenatore. A tal proposito sono stato contattato da alcune federazioni che sarebbero interessate a lei. Ovviamente, dato che questo è il suo primo anno su una panchina, deve ancora dimostrare il suo valore per attirare l'attenzione delle nazionali più prestigiose. Se tuttavia non intende aspettare il prossimo anno per debuttare sulla scena internazionale, potrebbe tapposto la panchina Qatar, Irlanda del Nord. Ovviamente no, non accetterò nulla. Sono nel Napoli e me la gioco ancora qui perché ho tanto da dimostrare, tanto da vincere. Conferenza Napoli-Milan. Come giudica la vittoria nell'ultima partita in vista del match contro il Milan? Quella vittoria ci ha motivati. Stamattina carica. La sua squadra è in un ottimo momento, crede che riuscirete a confermarvi. Possiamo fare ancora meglio. Sempre coi piedi per terra. Come farà per motivare i suoi giocatori e dare il 100%? È importante. Ma Boricile ma butta a posto. Comunque conferenza finita, andiamo dentro con la partita. Allora, dal primo Traoré al posto di Politano, l'altro Traoré al posto di Kvaratskhelia e poi io provare Raspadori dietro la punta al posto di Zielinski. Va bene così. E allora siamo giunti, signori, a questo big match, il secondo dopo la Juventus. È Napoli-Milan. Traoré può correre. Allora vede ancora Benzema sfida tutta la difesa del Milan. Benzema per poco non passa. E qui il pallone perso dal Napoli in uscita. E prendiamo gol dal Milan e Brahim Diaz. Il Napoli perde palla in uscita e quindi il Milan ne approfitta. 1-0 per i rossoneri di Pioli. Qui la palla per Benzema che non se la lascia prendere. Poi sì, poi no, poi sì. Qui Osimhen solo davanti al portiere. Il pallonetto, la para Keylor Navas. Ma quanto sta rischiando il Napoli? Ma come cazzo già fa per superare sta cazzo di difesa? Shamarosh. Palla dentro per Salmakers, un gioco di gambe. Salmakers, ancora Brahim Diaz dall'altra parte per Leao. Mamma mia, ci salva ancora Keylor Navas. Napoli non è entrato in partita. Salva sulla linea proprio su Osimhen. Credo che sia stato il maestro. Qui stava ripartendo il contropiede del Napoli, ma finisce il primo tempo e forse per fortuna. Credo sia il momento di fare dei cambi. Credo di far uscire Raspadori, di fare entrare Zielinski, l'uomo in più di questa prima parte di stagione. Poi facciamo entrare Olivera al posto di Mario Rui, magari più spinta su quella corsia. Dai ragazzi, bella. Vai Zielu, vai. Tutto nelle tue mani, anzi nei tuoi piedi. Eccolo qui ancora il pallone. Bella palla dentro per Benzema. E subito il Napoli entra in partita, anzi rientra 1-1 con calma al 47esimo. E se la palla è il Napoli, entra Zielinski, piedi fatati, piedi magici. La decide ancora lui con una sua bella giocata. Ma guardate qui che pallone in profondità per Benzema. È proprio di Lobotka dopo la giocata di Zielinski. 1-1. Qui il Milan ancora dentro per Osimhen. Bennacer, la palla dentro per Osimhen. Ci salva ancora il portiere. Calcio d'angolo per il Milan. La palla dentro da parte di Bennacer. Mamma mia che volo. Mamma mia che Keylor Navas. Ancora contropiede. Ma per chi era sto pallone? Per questo, da quest'altra parte Olivera sta dormendo. Porca tro. Mamma mia, Stam Rumen. Ma guarda questo, che lancio lungo che ha fatto. Che palle. 2-1. Brahim Diaz, a doppietta Brahim Diaz. La palla ancora dentro. Leao 3-1. Questa mi sa che è la prima sconfitta del Napoli. Ancora qui con Traoré. La potrebbe dare per Benzema. Palla deviata. Che palle. La palla dentro di Lobotka per Zielinski dietro. Non Bele. No, chi è? Traoré. Dai, palla dietro. Dai. Ma come si ferma Leao? Ma fa un culo. L'ultimo contropiede, dai. L'ho visto.
Era l'ultima chance. Mamma mia, immagino mangiare, ma non mi schiatto gesti. Ma va bene così. Cominciamo bene. Guardi, purtroppo prima sconfitta per il Napoli. Non abbiamo giocato bene. Il risultato finale rispecchia l'andamento del match? Direi di sì. Milan è una squadra migliore, ci rifaremo. Come spiega il fatto che non siete riusciti a pareggiare? Il Milan non ha meritato. Ma sono molto giù di morale in questo momento, ragazzi. Nonostante comunque questa è la prima sconfitta, però. Salernitana-Napoli, il derby. Salta la conferenza. Giochiamo direttamente. Ho voglia di giocare adesso. Devo un po' sfogare, speriamo bene. Allora, facciamo riposare Saliba, mettiamo Kim In, Politano dal primo, Kvaratskhelia dal primo, Zielinski dal primo. E stavolta mi porto anche Simeone. Siamo a Salerno, Salernitana-Napoli. E il derby. Lo Campano? Napoli, dai. Attacca la Salernitana con Mazzocchi. La palla dietro per Maggiore. La palla dentro. Mamma mia. Palla dentro per Benzema dentro per Zielinski fa fuori un avversario, gol. Non si esulta, subito, non si esulta, subito 1-0 per il Napoli. La mette giù con la testa, ancora la palla dentro per Lobotka, palo. Bella Politano, la mette giù molto bene. Politano la mette dentro per Benzema. 2-0. Benzema adesso si ragiona. 2-0. Vai. Per Benzema da solo Zielinski davanti al portiere. Zielinski. Una prateria. 3-0 al 30°. Difesa del Napoli in difficoltà. Dentro la palla per Mazzocchi. Che culo. Bella palla qui per la corsa di Mario Rui. La palla dentro per Benzema. Ancora qui il pallone dentro per Kvara. Parata del portiere, calcio d'angolo. Politano, Benzema ancora. Benzema fa fuori l'avversario. Benzema che 3 date. Allora Kvara, allora Kim in bocca al difensore. Qui ancora Benzema. 4-0. Il Napoli si sfoga dopo la brutta figura contro il Milan e adesso si simulerà tutta la partita. Vai al risultato 5-0. L'altro gol lo fa Politano. Rosso di Anghissà. Mannaggia, abbiamo la Champions adesso. Vorremmo sapere se sarebbe disposta alla nazionale Portogallo. Addirittura il Portogallo di Mario Rui rifiuta offerta. Cioè il Napoli avanza. Qua abbiamo il Liverpool. Signori, siamo giunti alla partita delle partite. Liverpool-Napoli. Siamo ad Anfield. Attacca qui il Liverpool. Attenzione, Diaz sulla fascia. Diaz la può mettere dentro. La mette. Palla per Navas. Palla avanti, palla dietro. Traoré. Bella palla per Benzema. Potevi mettere mezza. Potevi mettere Zielinski. Allora ancora lui dall'altra parte per Traoré. Il tiro in bocca ad Alisson. La blocca ma il Napoli c'è. Benzema. Ancora la palla dietro per Traoré. La palla dentro per Zielinski. Ma cosa magna Zielinski. Mamma mia, come fai? Benzema, la palla ancora dentro per Zielinski. È molto veloce. Zielinski, una finta. Zielinski! Cosa ha preso Alisson? Non ci voglio credere. No, ha sbagliato calcio d'angolo. Vabbè, c'è il buono. Va bene, Traoré. Fuori per Anghissà. Altro tiro bloccato da Alisson. Con Maggia Segnacchis. Dentro di Lorenzo e finisce qui il primo tempo. 0-0. Il Liverpool in attacco. La palla dentro. Mamma mia, ancora una volta. Il power shot di me. Che gol che ha fatto questo. Guarda, Maronaro. 59esimo 1-0. Dai, cambiamo qualcuno, dai. Allora, mettiamo Raspadori al posto di Benzema e mettiamo Dombele al posto di Anghissà. Mamma mia, guardate qua che azione che ha fatto il Liverpool. Mamma mia. Comunque Navas, se non ci fosse Navas, non so quanti gol avrei preso. Dai, dagliela. Stai solo tu, Di Lorenzo. Sei solo tu. Dai solo tu, e metà buono, Dai, Zielu. Dai, Raspadori. Dai, Zielu. 1-1. Zielinski 1-1 nel minuto di recupero. Mamma mia, quanto l'ho sudato questo gol. Finisce qui 1-1. Un punto d'oro per questo Napoli. Zamanghis avrebbe potuto aiutare la squadra a vincere oggi. Crede che la sua assenza si sia fatta sentire? Dobbiamo migliorare. Per riuscire a raddrizzare il match negli ultimi minuti, un po' di fortuna a volte ci vuole. Vogliamo essere onesti. Come intende risolvere i grossi problemi? È colpa della stanchezza. Ok, dai, andiamo avanti. C'è l'Udinese adesso in casa, dai. Salta e gioca direttamente, dobbiamo giocare. Allora, al posto di Anghissà mettiamo ovviamente Ndombele. Olivera al posto di Mario Rui. Ora palla dentro per Politano.
Ha mangiato il primo gol, no? Sta a posto. Allora, qui la palla per Benzema. Benzema non sbaglia. 1-0 per il Napoli dopo 5 minuti. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Non abbiamo tempo per esultare. La giocata di Politano, la palla dentro per Kvara. Altro gol mangiato. Calcio d'angolo per il Napoli. Ma no, ha rovesciato di Politano. Zielinski, ottimo movimento qui di Benzema. E arriva il 2-0 con un gol clamoroso di Karim Dedri Benzema nel 7. Come vedete ragazzi, sono poco entusiasta perché voglio giocare bene contro le big. L'azione dell'Udinese, la palla dentro per Beto. Ovviamente un gol rutto che tiene l'Udinese. Ancora qui per Politano davanti al portiere. Altro gol mangiato. Bella qui la palla per Benzema. Benzema in area di rigore. Benzema fa fuori l'avversario, la mette dentro. Politano, ma non commento più. Vai Politano, vai. Udila gira. Fa muc ci hanno fatto con la Silvestri. 3-1. Attenzione a Beto. Qui Cataldi. Stupati. Tira così, ma piglia sempre gol. Finisce qua, voglio. Finisce qua. Ci fate un pochetto orello alla fine perché mi fa striave di spendere altre energie. Ma ci facciano troppi gol. Ora in sta partita. Comunque 3-2. E va bene così, un po' più sofferta. Ha qualcosa da dire al riguardo? Un'ottima prestazione nel complesso, non solo Benzema. Come si sente dopo questo risultato? Fa parte del gioco, ma poi come risposta che boricino, non lo so. Vabbè, ho avuto paura dopo il loro gol che si potesse riaprire. Oh mamma mia, comunque come rispondo qua, passo da spocchioso. No, l'avevamo già chiusa. Paura di cosa? Vabbè, paura di cosa proprio arrogante. La squadra udinese non ci ha creato problemi. No, l'avevamo già chiusa, proprio la meno peggio. Finisce qui anche questo altro episodio, il sesto, ragazzi. Tanti like e tanti commenti per supportare e per far andare avanti questa serie. Ci vediamo al prossimo col settimo episodio. Speriamo che vada un po' meglio rispetto a questo. È arrivata la prima sconfitta. Con Liverpool stavamo pareggiando e alla fine l'abbiamo scampata. Quindi attenzione che il pericolo è dietro l'angolo. Like, iscrizione, commento. Aiù, vi aspetto e ci becchiamo in un prossimo video. Ciao aiù.